Stanno per iniziare a Chiavari i lavori per ampliare l'hospice. I posti letto passeranno da 8 a 10 per una struttura preziosa per il territorio. Santa Margherita Ligure ha candidati a sindaco a confronto sul turismo, dal centro congressi all'eliporto, dallo sviluppo di Villa Durazzo ai nuovi mercati, le proposte di Caversazio, Donadoni e Marsano. Tra i comuni costieri anche Moneglia chiamata al voto per rinnovare il consiglio comunale. La corsa è tra il sindaco uscente Claudio Magro e lo sfidante Giovanni Vernengo. Corsa a 3 per il comune di Correglia Ligure. I 274 abitanti della località fontanina eleggeranno il successore del sindaco Elio Cuneo, tra candidati Noce, Lavezzo e Melizzi. La vita cristiana è relazione, non un insieme di regole. È la riflessione scaturita nella festa della Dolorata a Cogorno, un momento semplice per offrire alla Vergine tutte le fragilità. Oltre 100 espositori per la 16ª edizione di Chiavari in Fiore. La mostra mercato in scena nel fine settimana nel centro storico. Oltre alle scuole, coinvolti quest'anno i bar e i ristoranti della città. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. I temi della sanità in apertura nel nostro telegiornale. A Chiavari infatti stanno per iniziare i lavori per ampliare l'hospice, la struttura per le cure palliative che si trova nei locali dell'ospedale. I posti letto passeranno da 8 a 10. I lavori potranno iniziare a breve, è arrivato da poco infatti il via libera definitivo da parte di Alisa. Vediamo. Stanno per iniziare gli interventi per ampliare l'hospice di Chiavari. Con il parere favorevole di Alisa possono iniziare i lavori di manutenzione straordinaria. I posti passeranno da 8 a 10, colmando la necessità di letti aggiuntivi. Secondo il Ministero della Salute, infatti, la proporzione per questo tipo di strutture dovrebbe essere di un posto letto ogni 56 persone decedute per patologie tumorali, un parametro che fino ad oggi per il nostro territorio è rimasto disatteso. Grande soddisfazione è stata espressa per questo risultato dal consigliere incaricato Alberto Corticelli, che si occupa proprio del potenziamento e del mantenimento dell'RSA e dell'hospice. Secondo quanto riferito da Corticelli, l'ampliamento della struttura è stato possibile grazie alla continua e reciproca collaborazione del Comune con i vertici dell'ASL 4 Chiavarese e della Regione Liguria. L'amministrazione comunale di Chiavari intende ora intensificare ulteriormente il raccordo ospedale-territorio e ospedale-hospice per favorire una presa in carico precoce delle persone che hanno necessità di cure palliative. Questo obiettivo, secondo Corticelli, si può raggiungere incrementando l'aggregazione tra servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali. L'amministrazione comunale chiavarese, per bocca del consigliere incaricato, auspica infine che insieme alla conferenza dei sindaci si possano ottenere ulteriori risultati in altri campi assistenziali, in particolare per creare nuovi posti letto per non autosufficienti, viste le lunghe liste d'attesa e la carenza di strutture ricettive accreditate. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, ha in una nota ringraziato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e il direttore generale dell'ASL 4 Chiavarese Bruna Rebagliati per aver accolto e condiviso sin da subito le richieste e le osservazioni che riguardano questo problema. E l'ASL 4 ha ricevuto una regolare offerta per il bando d'appalto relativo alla riqualificazione dell'Istituto Castagneto di Rapallo. Dopo anni di attesa, si legge in una nota dell'azienda sanitaria, la struttura potrà avviarsi verso un utilizzo appropriato con ricadute positive su tutto il territorio e con la relativa valorizzazione di un immobile di pregio. E domani pomeriggio alle 16:30 nella sala consigliare del comune di Rezzoaglio è in programma la presentazione del servizio infermiere di famiglia e di comunità. Saranno presenti Isabella Roba di Alisa e Cristina Giordano, direttore sociosanitario della ASL 4. Parteciperà anche un rappresentante degli infermieri di comunità che già operano sul territorio. L'incontro è rivolto alla popolazione e agli operatori del settore. La cronaca: sono stati identificati dopo un anno gli autori del furto di un bancomat avvenuto a Chiavari il 19 maggio del 2018. Nei giorni scorsi la polizia chiavarese con gli agenti del commissariato San Fruttuoso di Genova hanno denunciato una coppia di francesi, lui 41enne, lei 39enne. I due erano riusciti a raggirare un 90enne all'esterno di una banca in via Nino Bixio e rubargli il bancomat. Il modus operandi è lo stesso utilizzato sempre a Chiavari alcuni giorni fa.
segno che la tecnica criminale si sta diffondendo. Ecco come funziona: i malfattori si appostano presso un bancomat e attendono il prelievo di un soggetto debole, un complice carpisce il PIN digitato e finita l'operazione getta a terra una banconota che finge essere caduta dalla vittima. L'altro complice approfitta della distrazione e sfila il bancomat appena espulso, sostituendolo con un altro. Attenzione dunque ai tentativi di furto. La politica amministrativa adesso. Entra nel vivo la campagna elettorale a Santa Margherita Ligure. Tra i temi sui quali si dibatte c'è lo sviluppo del turismo. Nella trasmissione di Telepace direttamente su, i 3 candidati a sindaco hanno presentato le loro proposte. Sentiamo. Il turismo cambia e Santa Margherita Ligure tenta nuove strade per promuoverlo. In trasmissione i candidati a sindaco hanno espresso varie idee. Guglielmo Caversazio punta ad un turismo ambientale legato al parco di Portofino e ad intercettare nuovi mercati. Penso ai mercati asiatici, dove c'è una forte classe media che si sta arricchendo e che inizia a viaggiare sempre di più e che soprattutto viaggia in periodi dell'anno che noi consideriamo stagioni quasi morte, quindi attraverso i nuovi canali di comunicazione soprattutto intercettare queste nuove fette di turismo, questi nuovi mercati sarebbe fondamentale per Santa Margherita, perché darebbe la possibilità finalmente per la prima volta di destagionalizzare veramente. E noi vogliamo introdurre una proposta concreta per questo, che è la proposta della conferenza del turismo. Alle idee chiare anche Paolo Donadoni: valorizzare la Corrierina del Mare, usare la tassa di soggiorno per realizzare eventi fuori stagione e la riqualificazione delle viuzze cittadine. Infine uno sguardo alle grandi opere. Ci siamo già mossi su tutti questi settori. Il centro congressi lo abbiamo pensato in centro città, accanto a Piazza Mazzini, proponendo una modifica della scheda tecnica dell'ex ospedale via Fratelli Arpe. L'eliporto l'abbiamo pensato sulla strada per Portofino e lo abbiamo inserito nel progetto che il Comune ha realizzato di messa in sicurezza del porto. Villa Durazzo stiamo già investendo 2 milioni di euro, il 50% pagati dal Ministero, per riqualificare il portale e il porticato, cioè l'accesso a mare della villa. Anche per Claudio Marsano lo sviluppo del settore passa da un tavolo condiviso tra istituzioni e tessuto commerciale per trasformare la città, dice, in una sorta di outlet naturale esteso sino a Portofino. Prima di tutto aumentare quelle che sono le infrastrutture per il turismo e quindi è stato già citato il centro congressi, che credo sia molto difficile riuscire a realizzare in quella zona, anche se se potrebbe essere auspicabile. La seconda cosa è quella di consulta del turismo, che deve essere legata alla consulta dello sport, che deve essere legata alla consulta della famiglia, si devono interfacciare. La terza cosa è quella di valorizzare, come non è stato fatto adesso, la progetto Santa Margherita, che gestisce il complesso di Villa Durazzo e del Castello. È in programma nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio la posa della passerella pedonale di collegamento tra via Milano e via Torino sul torrente Boate a Rapallo, all'altezza del parcheggio del campo sportivo Macera. Le operazioni rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità, in particolare in via Torino sono previsti la chiusura alla circolazione veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 di giovedì 16 alle 7 di venerdì 17 maggio e vediamo in grafica una simulazione di quello che sarà appunto la passerella. E questa mattina a Rapallo intanto è stato inaugurato il molo Duca degli Abruzzi, oggetto di un intervento di rifacimento a cura del porto Carlo Riva in sinergia con il Comune a seguito della mareggiata dello scorso autunno. I lavori sono stati programmati per garantire il regolare svolgimento delle attività degli operatori durante la stagione balneare. Torniamo a parlare delle elezioni tra i comuni rivieraschi che rinnoveranno il Consiglio Comunale alle amministrative 2019, anche Moneglia. In questo caso la corsa è a 2, il sindaco uscente Claudio Magro, appoggiato dalla lista Alfaro, e lo sfidante Giovanni Vernengo, sostenuto dalla lista Insieme per Moneglia. Sentiamo la presentazione. Il candidato a sindaco numero 1 a Moneglia è Giovanni Vernengo, nato a Genova il 20 giugno 1954 e sposato, ha 2 figli e 2 nipoti. È laureato in giurisprudenza, ha svolto attività come direttore generale di ATP e membro del consiglio di amministrazione di Villa Ravenna. Attualmente è in pensione. Appassionato di vela, è stato sindaco di Moneglia dal 1995 al 2004. Nel 2019 ci riprova candidandosi sostenuto dalla lista Insieme per Moneglia. Insieme per Moneglia, insieme è un bellissimo nome, dà il senso della comunità, perché quello che noi crediamo è che
l'amministrazione comunale debba sempre avere al centro delle proprie intenzioni e delle proprie azioni la persona intesa singolarmente e la persona nelle sue forme aggregative, quindi le categorie sociali, le associazioni, eccetera, eccetera. Noi crediamo questo e pensiamo che tutto dovrà ruotare attorno a questo concetto. Se pensate di condividere questa ipotesi, allora vi chiediamo di sostenerci con il vostro voto alle elezioni del 26 maggio. Il candidato a sindaco numero 2 a Moneglia è Claudio Magro, nato a Chiavari il 6 luglio 1962, è sposato e ha 2 figli. Diplomato ragioniere, svolge attività come commercialista. È appassionato di filatelia. È stato vice sindaco di Moneglia dal 2004 al 2009, sindaco dal 2009 ad oggi. Alle amministrative 2019 si ricandida appoggiato dalla lista Il Faro. Guarda, noi ci presentiamo nel segno della continuità con i 3 mandati dell'amministrazione della lista Il Faro, ma anche rinnovati, avendo ritenuto un buon equilibrio tra i consiglieri uscenti e i nuovi candidati. Il nostro programma punta a migliorare la qualità della vita dei monegliesi, a creare nuovi e più duraturi posti di lavoro, consolidando la nostra immagine turistica. In questi anni ritengo valorizzata dal Reco delle bandiere blu e dal riconoscimento come uno dei borghi più belli d'Italia. Quello che posso garantire è la presenza mia, degli assessori e dei consiglieri in comune e sul territorio e la disponibilità a confrontarci ed ascoltare tutti. E dalla costa ci trasferiamo nell'entroterra, in Fontanabuona, il comune più piccolo in ordine dei numeri per la popolazione è Coreglia, 274 abitanti che dovranno scegliere il sindaco tra 3 candidati alla successione di Elio Cuneo. Si tratta di Ermanno Noce con la lista Per la nostra gente, Elisabetta Lavezzo con la lista Tutti insieme per Coreglia, Alessio Milizzi con la lista Per le nostre valli. Sentiamo la scheda. Il candidato numero 1 è Ermanno Noce. Nato a Lavagna il 10 luglio del 69, è sposato e ha una figlia. È geometra e libero professionista. Il suo impegno politico risale al 1995. Consigliere con il sindaco Primi, poi assessore, infine vice sindaco. È appassionato di calcio, rally e natura. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco appoggiato dalla lista Per la nostra gente. Dovrebbero votare non solo me, ma la nostra lista, in quanto siamo gente che è già stata, almeno quasi tutti, in comune, sappiamo di cosa stiamo parlando e sappiamo i problemi che ci sono. Quindi cercheremo sicuramente di portare avanti quello che abbiamo messo in piedi in questi ultimi 5 anni, nel migliore dei modi, cercando di soddisfare le esigenze della gente nel miglior possibile. Il candidato numero 2 è Elisabetta Lavezzo. Nata a Lavagna il 30 marzo del 69, ha il diploma di terza media e lavora come imprenditrice agricola. Sposata, è appassionata di composizioni floreali. Dal 2004 al 2009 è stata consigliere comunale a Coreglia Ligure. Si candida a sindaco appoggiata dalla lista Tutti insieme per Coreglia. Allora, innanzitutto siamo un gruppo che non siamo nuovo, sono 15 anni che siamo, perlomeno io sono 15 anni che sono dentro questo gruppo. E siamo un gruppo volenteroso che ha voglia di fare tante cose nuove, abbiamo raggiunto molti obiettivi e ne vogliamo raggiungere altri e se voi ci votate noi andremo avanti con questo cammino. Poi la prima cosa è la viabilità e la sicurezza del cittadino per il fatto dei furti, poi dobbiamo aggiustare anche un ponte che è pericoloso e valorizzare alcuni beni culturali che abbiamo nel comune di Coreglia Ligure, tra i quali c'è il Cammino di Compostela, c'è un sentiero che il pellegrino usava per fare il Cammino di Compostela, quindi valorizzarlo, pulirlo e farlo conoscere anche al turista.
Il candidato numero 3 è Alessio Melizzi, nato a Genova il 25 maggio 1986 e celibe. È laureato in scienze politiche, informazione ed editoria. Ha lavorato come impiegato di banca. A livello amministrativo ha presentato per 2 volte la sua candidatura come consigliere di municipio a Genova. È appassionato di pugilato. Si candida a sindaco con la lista Impegno sociale per le nostre valli. Fermo restando che questa è la mia prima volta come candidato sindaco, io mi sento una persona estremamente appassionata di politica, curiosa e soprattutto vicino al territorio nelle esperienze che posso vantare prima di questa. Quindi da parte mia, da parte nostra della lista non garantisco promesse ma garantisco impegno. Tradotto, se la gente ha voglia di darci fiducia, se la gente si sente di darci un'opportunità, noi certamente ripagheremo con impegno, con costante partecipazione, quello è importantissimo, e con maggiore studio, maggiore approfondimento del territorio e delle sue problematiche. Siamo una lista di amici, persone già con qualche esperienza politica, persone che invece sono totalmente vergini, passami il termine, ma sicuramente tutti uniti da uno spirito di squadra e da una voglia di fare. È online il nuovo sito del Comune di Portofino. L'amministrazione ha voluto aggiornare lo spazio web del Comune per dare un servizio importante e necessario, e l'obiettivo è stato quello di semplificare non solo le informazioni e la lettura di tutto ciò che accade nel borgo, ma anche avere un portale interattivo e intuitivo che i cittadini, turisti e visitatori possono consultare sia da computer, da smartphone, in massima libertà e in sicurezza con grande semplicità. E lo vediamo proprio in linea sul nostro monitor. Oggi in Consiglio regionale intanto è stato affrontato il tema degli interventi sui sentieri dell'Aigave e del Mulino del Gassetta nel parco di Portofino, dito puntato sulle gettate di cemento, sui sentieri o sui tratti di scalinata effettuate dopo la mareggiata di ottobre scorso. L'assessore Stefano Mai ha spiegato che alcuni interventi di ripristino del percorso originario sono già partiti e ha annunciato l'apertura di un tavolo per verificare se è possibile mantenere alcuni dei lavori effettuati durante la fase di emergenza a fronte di un progetto più ampio di un sentiero carrozzabile. Si è parlato anche di Expo Fontana Buona oggi in Consiglio regionale. Luca Garibaldi del PD ha chiesto alla Giunta di garantire l'edizione di quest'anno che a oggi sembra essere a rischio. L'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha spiegato che è in corso la stesura di una delibera con cui la Regione intende mettere a disposizione delle Camere di Commercio le somme specifiche per le Expo dell'entroterra ligure. Temi del lavoro, il sindacato USB aderisce allo sciopero nazionale dei trasporti del 17 maggio, ad incrociare le braccia anche i lavoratori di ATP Esercizio iscritti all'Unione Sindacale di Base. La manifestazione coinvolgerà il personale viaggiante dalle 10.30 alle 14.30 e le biglietterie dalle 10.30 alle 14. E per tutta la giornata del 20 maggio invece saranno in sciopero i lavoratori del gruppo BPM di Genova e provincia. I sindacati dell'Istituto ex Banco di Chiavari rivendicano la buona fede dei dipendenti a cui sono state date informazioni fuorvianti sull'investimento dei diamanti e chiedono che la banca si faccia carico delle sue responsabilità. Voltiamo pagina, i temi legati alla nostra diocesi. La vita cristiana è relazioni, non un insieme di regole. La riflessione è scaturita dalla festa della Dolorata celebrata nella zona pastorale di San Salvatore. Uno dei momenti centrali della festa è stata l'offerta dei fiori con i bambini. Vediamo. Gesù in noi cerca l'amore e non quello che non va. Lo ha ricordato il parroco della zona pastorale di San Salvatore, Don Maurizio Prandi, ai bambini che hanno portato i fiori a Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora Addolorata. Quello con i bambini è stato uno dei momenti centrali della festa, che si celebra nel mese mariano e che raccoglie per la comunità tutto il desiderio di mettere sotto il manto della Vergine la fragilità ed il dolore che abitano tante persone. La festa aveva preso avvio proprio con la celebrazione dell'Eucarestia ed il sacramento dell'unzione degli infermi. Lo stile semplice con cui viene celebrata la festa ha caratterizzato anche il momento successivo, ovvero l'offerta dei fiori a Maria da parte dei bambini. Modificato in parte il programma a causa del maltempo, i bambini ed i ragazzi che frequentano il catechismo si sono radunati in basilica, proponendo le loro semplici meditazioni mariane in un clima di grande unità, consolidato anche il giorno successivo con la celebrazione del sacramento della Cresima per tutte e 4 le parrocchie della zona pastorale.
Nella riflessione proposta ai bambini, il parroco Don Maurizio Prandi ha sottolineato quello che Gesù chiede a Pietro: mi ami tu? Lo diciamo forte, Gesù cerca in noi più forte. Commentando il Vangelo del Buon Pastore, poi ha proposto una riflessione ai bambini incentrata sul tema dell'ascolto. Nella lingua di Gesù ha detto: non esiste il verbo obbedire, ma solo il verbo ascoltare. Siete chiamati anche voi ad ascoltare sempre i vostri genitori, perché ascoltare vuol dire obbedire. Di qui poi la riflessione sul significato del verbo conoscere. Si è cristiani, ha concluso il parroco, perché il Signore ci conosce, non perché obbediamo a delle regole. E si svolgerà nel corso del prossimo fine settimana la 16ª edizione di Chiavari in Fiore, la mostra a mercato di fiori e piante ornamentali. Le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno per 2 giorni in un giardino a cielo aperto con molte conferme e anche qualche novità. Vediamo. Oltre 100 espositori tra floricoltori e attività attinenti al giardinaggio, erboristeria e hobbisti, il coinvolgimento di 2 realtà scolastiche, l'Istituto Maria Luigia che realizzerà l'infiorata in piazza Mazzini e il Comprensivo 2 con l'iniziativa L'Ambiente Siamo Noi, e poi 2 mostre fotografiche con il CIF e il TIF e le creazioni a mano dei ragazzi del villaggio. Questi i numeri dell'edizione 2019 di Chiavari in Fiore. In questi ultimi anni la manifestazione è cresciuta moltissimo, soprattutto dal punto di vista dei numeri, i numeri degli espositori e soprattutto dal punto di vista delle iniziative collaterali. Quest'anno le iniziative principali sono quelle del coinvolgimento anche delle attività non direttamente interessate alla manifestazione, ma le attività dello shopping, quindi con delle iniziative particolari e curiose che possono attirare anche i consumatori. Il gruppo della ristorazione, che fa parte ormai consolidato del nostro gruppo di lavoro, e quindi anche loro all'interno del Banco di Chiavari, della sede del Banco di Chiavari, avranno un'iniziativa legata proprio alla loro ristorazione e in occasione appunto della giornata di Chiavari in Fiore. Le scuole in via Rivarola, la infiorata della scuola del Maria Luigia, quindi ringraziamento agli alunni e ai docenti naturalmente della scuola, perché l'infiorata ormai dall'anno scorso è diventato un must di questo evento. Chiavari in Fiore apre così il ricco calendario delle manifestazioni messe in campo dal CIV per la primavera e l'estate, nel quale ci sono molte conferme ma anche delle novità. Quest'anno si aggiunge a Chiavari in Fiore e alla Grande Abbuffata anche una manifestazione nuova, che è quella di Bar a Onda. I protagonisti sono i bar che metteranno musica davanti alle loro attività per creare comunque una serata, una pericena un po' più prolungata, per creare un clima festoso in tutta la città. Le vie coinvolte naturalmente sono quelle del centro storico, Carugio Dritto, via Vittorio Veneto e Corso Garibaldi, con le vie laterali limitrofi. Torniamo sul nostro sito teleradiopage.com per un'altra notizia. La pittrice lavagnese Maria Cristina Rumi parteciperà con le opere Ecce Homo e Riflessione alla mostra d'arte Artisti in Contemporanea allestita al Museo Diocesano di Gubbio. Le opere saranno esposte sino al 26 maggio nella collettiva organizzata dall'Associazione Medusa all'interno della chiesa di Santa Maria Nuova. Si tratta di un grande privilegio, ha commentato l'artista. La selezione di Gubbio è sempre un traguardo importante. Il fatto che siano state scelte 2 mie opere mi ne orgoglisce, anche perché mi sento di rappresentare tutto il Tigullio a un evento così importante nel panorama artistico italiano. In occasione del 60° anniversario della nascita della redazione del Levante del quotidiano Secolo XIX è stata allestita una mostra nella sede del Banco di Chiavari BPM, in esposizione tante pagine che ripercorrono in ordine cronologico la storia del territorio dal 1959 ad oggi. Renato, il giorno dell'apertura della sede di Chiavari hai un tuo articolo. Sì, non sapevo che fosse datato 20 marzo del 59. È un articolo sull'abbazia di Borzone, ma soprattutto sulla strada rotabile che stavano costruendo con molto volontariato e con l'aiuto allora della Forestale. Ti ricordi di averlo fatto? Non mi ricordavo più di averlo fatto, però le sigle sono RL e poi c'è Fotolago con cui firmavo le mie fotografie. Qua c'è una parte dei 10 saggi che hanno collaborato per questa stesura. Cosa dite? Diciamo che è stato un lavoro lungo e faticoso, difficile, ma come si dice con una frase fatta, ne valeva la pena.
Ci è voluto tanto tempo, ore e ore anche alla società economica. Ore e ore, e è una grande forza di volontà per fermare la tentazione di fermarsi a leggere le terze pagine che erano... Perciò perdevate ancora più tempo. Avremmo perso molto più tempo, sì. La società economica è stata importante in questo percorso. No, la società economica ha avuto la fortuna di avere l'emeroteca completa del secolo XIX, quindi è stato un punto di riferimento ineliminabile perché più di 20.000 copie di quotidiano sono state consultate dividendocele da amici tra di noi, perché bisognava rileggere. E poi, come diceva lui, era bello anche leggere magari la terza pagina, cioè, per noi top di biblioteca è stato stare nel formaggio, insomma. Un servizio più ampio legato alla mostra sarà proposto questa sera alle 21:10 nell'ambito della rubrica Si può dare di più in onda su Telepace 1 canale 15. Nel corso della puntata si parlerà anche del torneo di calcio Michaela Basso disputato nei giorni scorsi a Cicagna. La comunità Cenacolo invita al recital L'Abbraccio. Lo spettacolo si terrà sabato 18 maggio alle 21 al Teatro Don Bosco di La Spezia. L'ingresso è libero, alle 20:30 avrà inizio un momento di accoglienza con la presentazione della comunità Cenacolo. A seguire sarà possibile ascoltare una testimonianza di alcuni ragazzi della comunità sulle tematiche delle dipendenze. E adesso uno sguardo agli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 15 maggio. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Taglio del nastro alle 11:30 in via La Marmora a Rapallo per il nuovo Anfas Point. Lo spazio vuole diventare un luogo di incontro e di presentazione dei prodotti realizzati nei laboratori dell'associazione dai disabili nell'ambito del progetto Il Laboratorio va in città. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Queirolo. Agostino Petrillo affronterà il tema Città Europea e Megacittà Terzo Mondiale. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nei locali di Via delle Vecchie Mura Giorgio Bo terrà una lezione di storia antica su l'uomo contro la magia. Infine, ultima giornata del corso di formazione per lavoratori designati al pronto soccorso aziendale a cura della Croce Verde Chiavarese. Le lezioni si svolgeranno dalle 20 nella sede di Largo Casini a Chiavari. Stiamo allo sport. L'inglese Gilles Chipperfield si è aggiudicato il primo posto nel campionato italiano Open di vela riservato alle classe D1 che è andato in scena da venerdì a domenica nel golfo di Rapallo. Nelle classe Fireball primo piazzamento per Steven Borzani e Marco Pedroni. Primo equipaggio femminile, quello composto da Paola Capizzi ed Elisa Ascoli. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica nei locali del Circolo Nautico di Rapallo. E più di 300 atleti invece hanno partecipato a Zoagli alla 41esima edizione della Marcia dei Cinque Campanili. Si tratta di uno dei percorsi ricalcante l'antica via romana, denominato dei Cinque Campanili, appunto, poiché collega le chiese frazionarie di San Pietro di Rovereto, Semorile, San Pantaleo, Sant'Ambrogio a quella centrale di San Martino, per un totale complessivo di circa 12 chilometri. Questa marcia rappresenta un fondamentale motore propulsivo di aggregazione sociale e sportiva, ha commentato il consigliere comunale con delega allo sport Massimiliano Amantini. Durante tutti questi anni la manifestazione è cresciuta sempre più sia come numero di partecipanti sia a livello di risonanza mediatica e conoscitiva. E si sono disputate a Corridonia, nelle Marche, le gare di Coppa del Mondo di paraciclismo, valide per accumulare punti in vista delle prossime Olimpiadi. Il chiavarese Vittorio Podestà, dopo un anno sabbatico di lontananza dai campi di gara, è tornato a correre. Per Podestà le prove si sono svolte bene, con soddisfazione anche per quanto riguarda i risultati. Nella gara a cronometro Podestà si è classificato al quarto posto, sabato invece il chiavarese è salito sul podio, portando con sé per la prima volta anche la figlia, la piccola Anita. Infine la gara a staffetta con Alex Zanardi e Francesca Porcellato. Nonostante un incidente in gara occorso a Zanardi, il team è riuscito a conquistare il terzo posto. Soddisfatto per il suo ritorno alle competizioni, Vittorio Podestà, che ora proseguirà la sua preparazione in vista dei campionati del mondo che si disputeranno in Olanda.
E Alice Cassano della Chiavari Scherma si è invece aggiudicata la terza posizione su 264 atlete nella prova di spada femminile della Coppa Italia Nazionale che si è disputata ad Ancona. In questo modo si è qualificata per i campionati nazionali assoluti che si terranno a giugno a Palermo. Il prossimo impegno per l'atleta verde-blu sarà la prova individuale e il campionato assoluto di Serie A1 a squadre con Andrea Rizzi e Giulia Navazzotti. Con lo sport si conclude questa edizione di TG Gli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.